Questa trasmissione è offerta da Hotel Ristorante Pizzeria Corallo. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. I love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm down fall with a little bit of tender and emotional sexual. Buonasera e benvenuti a Telefilm Estate, siamo in diretta dalla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Proprio in questo momento Francesco Snidero sta riprendendo il mare, siamo alla vigilia di Ferragosto, in tantissimi stanno arrivando proprio qui per passare la vigilia ma anche la domenica di Ferragosto, a Lignano Sabbiadoro che è sold out, ma in questa puntata vi faremo vedere quelle che sono le iniziative da qua a dopo Ferragosto, ma anche quelle che sono tutte le novità legate al comune, al territorio di Lignano Sabbiadoro. Io mi accomodo all'ombra di fronte al sindaco Luca Fanotto proprio perché, dicevo, in questa puntata dovremo raccontare un po' di novità. E quali sono le novità principali di questa stagione? Partiamo dal lungomare di Lignano Sabbiadoro. Ci sono le immagini che fanno riferimento alla nuova illuminazione, ma non solo, perché anche il centro di Lignano è il tutto illuminato. Sì, abbiamo quasi completato i lavori di riqualificazione del lungomare Trieste e nell'ambito della progettazione era prevista una illuminazione a LED che è stata inserita, che è una illuminazione prevalentemente d'arredo che rende suggestivo il lungomare in quanto percorribile ovviamente anche durante le ore notturne, soprattutto da una mobilità lenta che si rivolge principalmente al turismo ciclabile e quello pedonale. Inoltre anche tutto l'asse centrale abbiamo voluto abbellirlo con diciamo degli elementi di decoro urbano che hanno visto le palme, in particolare quelle messe su Viale Venezia, Via Tolmezzo e su Piazza Fontana, oltre che quelle collocate appunto al primo tratto del lungomare Trieste, illuminate con delle luci a LED, proprio per cercare di abbellire ogni anno e rendere suggestivo il nostro territorio e soprattutto riconoscibile da parte dei nostri turisti, che anche quelli affezionati desiderano trovare degli elementi di novità, di decoro ogni anno sempre nuovi e più suggestivi, insomma, che possano anche allietare le loro vacanze all'interno di un contesto che viene a caratterizzarsi in continuo miglioramento e cerca appunto di abbellirsi. A proposito di turismo ciclabile, c'è una novità anche per quanto riguarda le piste ciclabili. Oltre alla novità del lungo laguna, che è stato rinnovato, c'è anche una parte di zone ciclabili proprio al centro, che poi arrivano al Parco San Giovanni Bosco, anche lì ci sono delle novità. Assolutamente, noi abbiamo inizialmente in questi anni di mandato progettato tutta una serie di ciclabili che potessero svilupparsi in maniera coerente lungo tutto il territorio, collegando la punta di Sabbiadoro con la foce del fiume Tagliamento, quindi arrivando fino a Riviera, proprio perché abbiamo pensato che il turismo di oggi è un turismo che è fortemente cambiato, è un turismo che si rivolge alla mobilità lenta. Il turista moderno vuole arrivare a Lignano, spesso con la sua macchina, ma poi la macchina la vuole parcheggiare e non vuole più tirarla fuori durante il periodo di permanenza all'interno della destinazione, quindi vuole muoversi attraverso l'utilizzazione delle biciclette, ma percorrendo la città in totale sicurezza, ed è per questo che abbiamo cercato di collegare i tratti ciclabili che erano già realizzati in modo tale da renderli coerenti e integrati all'interno del territorio. E infatti sono state inaugurate 3 nuove piste ciclabili che sono state realizzate durante questo inverno attraverso gli appalti del comune e dei lavori pubblici, che sono quelli di Viale Verona, poi quella di appunto via Paltanelle, via Giardini, e poi c'è il prolungamento del tratto ciclabile del lungo Laguna Trento, e questi si innestano in maniera coerente perché attraversano la via delle acque e cercano di collegare la laguna con il mare e il mare con il
il fiume Tagliamento, e questo penso sia un elemento di assoluta novità, assieme al potenziamento del trasporto pubblico locale di collegamento ciclabile attraverso la barca tra Lignano e Grado, ma anche tra Lignano e Bibione attraverso il cosiddetto passo barca X River. Infatti, volevo proprio chiedere del passo barca perché è stato incentivato il servizio dopo il successo del primo anno. Sì, diciamo che abbiamo raggiunto circa 70.000 passaggi annuali, quindi un servizio assolutamente richiesto che assieme alla Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di San Michele e il Comune di Lignano hanno fortemente voluto anche potenziare in termini sia di prolungamento di orario, e infatti non è più prevista una pausa nell'ora, diciamo, canonica del pranzo, ma è un servizio d'orario continuato svolto su una barca che ha una maggior capienza, perché anche i problemi Covid hanno ridotto ovviamente anche la capienza del natante precedente, e inoltre che si prolunga nel tempo, quindi arriverà fino ad ottobre, proprio per garantire anche un processo di destagionalizzazione dell'offerta turistica. Lignano è già bella, avete visto tutte queste novità, ma lo sarà ancora di più perché ci sono due progetti di cui abbiamo il rendering, ve li facciamo vedere, di Piazza Gregorutti, zona Faro Rosso, e Piazza Ursella. Sì, sono anche questi stati oggetto di una lunga gestazione da parte dell'amministrazione comunale, perché fare un lavoro pubblico è sempre una cosa molto complessa, però noi insomma abbiamo in questi anni lavorato molto per progettare innanzitutto, quindi individuare gli studi professionali che potessero garantire una progettazione di ampio respiro in due zone veramente suggestive e che avevano bisogno di una riqualificazione e di un ammodernamento, che è quella di Piazza Gregorutti nella zona di Puntazzaro, che si vorrà ovviamente maggiormente pedonale, ed è il luogo storico. Lignano è nata in quel diciamo contesto e poi si è estesa lungo tutto il tratto di Sabbiadoro, di Pineta e di Riviera, e quindi certo che c'è una volontà di conservazione, ma allo stesso tempo che si innesta con una volontà di miglioramento, quindi che possono essere perfettamente integrate all'interno di quel contesto. Dall'altro lato invece abbiamo Piazza Ursella, e Piazza Ursella è una piazza storica che sorge però tra dei condomini, il condominio Celeste e il condominio Rosato, che è un diciamo ambiente che aveva bisogno, che aveva una forte richiesta di appunto riqualificazione, e abbiamo integrato anche il quadro economico raggiungendo insomma i 3 milioni di euro. I lavori sono già partiti sia per Piazza Gregorutti che per Piazza Ursella, e contiamo di concluderli entro la fine di questo mandato, e quindi entro l'avvio della stagione del 2022. Invece in quest'estate è boom di monopattini, abbiamo detto a Telefriuli monopattini mania proprio qui a Lignano Sabbiadoro, se siete qui li avete sicuramente visti, per chi non li ha visti in questo contributo filmato li vedrete e capirete anche come poterli utilizzare, vediamo. È l'estate dei monopattini elettrici a Lignano Sabbiadoro, in 2 mesi 20.000 noleggi. Funzionali e dinamici, sono utilizzatissimi sia dai lavoratori stagionali che dai turisti, pensati per promuovere la mobilità lenta e sostenibile. Il servizio di sharing di monopattini elettrici gestito dall'azienda Bit Mobility ha posizionato 250 monopattini suddivisi in 23 hub con un'area di copertura di circolazione di quasi 9 km quadrati. Per usare questo servizio, attivo fino a settembre, è sufficiente scaricare l'applicazione dagli store B-Mobility e sbloccare il mezzo con la propria fotocamera del telefonino. Il primo bilancio di stagione è positivo, a fronte dei 20.000 noleggi totali si è verificato un solo incidente e un unico atto vandalico. Solo nel mese di luglio sono stati registrati 6.693 nuovi utenti con una media di età di 27 anni e sono stati percorsi 79.224 km. In monopattini si aggiungono le mobike elettriche, presenti centinaia già dalla scorsa estate. Gli utilizzatori di monopattini e di mobike fanno parte di una comunità consapevole e coscienziosa per contribuire a limitare l'inquinamento delle città. Ed eccoci
Eccoci qua di nuovo in diretta in questa splendida location, siamo nella spiaggia di Lignano Riviera, la spiaggia tropicale, io la chiamerei così perché davvero sembra quasi di non essere a Lignano, grazie a Renzo Pozzo della SIL e la signora Franca, mi fa davvero tanto piacere che lei sia qui in diretta con noi. Se Lignano è così bella è anche grazie a lei, è vero, lo dico io. Basta, dobbiamo fare ancora di più, siamo ancora al Medioevo, dobbiamo andare avanti, non c'è dubbio, perché guardando in giro per tutti gli altri paesi bisogna vedere cosa hanno fatto. Per esempio ci sono dei prodotti turistici come per esempio il resort. Che cos'è il resort? Tu non sai che cos'è il resort? È una località caratteristica, possibilmente imperniata sulla natura naturalistica, dove effettivamente si svolgono tutte le attività, albergo, shopping, eccetera. Il resort è una cosa importante, oppure il modello crociera, sai com'è? Tutti concentrati al Cursal, tutti concentrati dalla mattina che si fa ginnastica, a mezzogiorno che si mangia chissà che cosa al Sauris, poi che si vede la realtà virtuale, si ha la cabina di pilotaggio, poi arriva lo spettacolo, tutto questo in una giornata, come fanno sulle navi crociera. È un prodotto importante, noi lo dobbiamo copiare. Però lei ha già fatto tanto qui, perché c'è un parco termale, il centro Messeghe, e poi c'è la spiaggia che ha grandi numeri, vediamo che è sold out in questi giorni, e soprattutto c'è l'albergo che sarà pronto il prossimo anno, l'albergo fronte mare è proprio qui. Non basta, l'albergo e lei, adesso siamo arrivati al grezzo, fra poco lo concludiamo, ma non basta, sono 24 camere, dobbiamo ampliare, dobbiamo fare un Lignano lifestyle, cioè dobbiamo dare uno stile di vita a Lignano, perché così si identificano il Forte dei Marmi, i Capri, tutte queste cose belle si identificano con il lifestyle. Facciamo il lifestyle di Lignano, come lo facciamo è molto difficile, ma è stato fatto, ti ricordi nel 60-70? Io sono dell'83, non me lo ricordo, ma me ne hanno parlato. Vabbè, allora se la metti su questi toni io sono perduto. Però me ne hanno parlato. Però te ne hanno parlato, c'era. Poi naturalmente tutti quanti hanno preso la via della Sardegna, la via della Gran Bretagna, della Grecia, delle cose, e il lifestyle è sparito. Quest'anno stranamente è riapparso. L'altro anno si era appena affacciato, non so se ti ricordi, avevamo fatto una bellissima passeggiata a Hemingway che adesso c'è stata un po' stravolta dalla paesaggistica, ma noi insistiamo e lo rifaremo. Però ecco, c'era stata, quest'anno invece c'è. Quest'anno è la prima volta dopo 40 anni che la spiaggia non è occupata per un giorno solo, sono 10 giorni consecutivi che c'è full a Lignano. Che c'è full a Lignano. Cosa vuol dire questo? Che le persone non vanno tanto più all'estero perché hanno paura, ma se riusciamo a tenerle qua e riusciamo a creare il lifestyle di Lignano, come? Col Made in Friuli, facciamoli mangiare il Montasio, facciamoli mangiare lo Spec, beviamo allegramente tutte le colline del Coglio, così dobbiamo fare. Signora. Sulla buona strada, amore mio. La moglie, che brava. Hai iniziato alla grande, non ti diminuire tesoro, perché nessuno ha fatto quello che hai fatto tu, col buon gusto e con l'intelligenza. E dai, strega. È stato bravo suo marito. Bravissimo amore, bravissimo, ma sai, ti dirò una cosa tesoro, mi fa tanto piacere. Lui, vabbè, lo conosco da tutta la vita, conosco da quando avevamo 16 anni, amore, per la precisione, e tutta la vita conosco anche mia figlia, ma recentemente, anche per necessità, è venuta fuori e lo sta
aiutando, sono sulla stessa lunghezza d'onda, ti sto dicendo, per l'albergo, e hanno un ottimo buon gusto, amore. L'albergo che verrà, Titi, non solo sarà l'unico, come dicono i francesi, pied anglo, amore, coi piedi, ma sarà veramente una chicca di eleganza, e questo mi fa molto orgoglioso. Questo grazie a voi, grazie a suo marito, perché è un visionario suo marito, vero? No tesoro, no, lui vede avanti, io forse siamo andati d'accordo, perché tesoro, lui è sempre stato, dai 16 anni che lo conosco io, sempre proteso in avanti. Io ancorata al passato, io devo andare su quello che conosco, sul sicuro, amore, e ci compensiamo, ma lui sempre davanti, Titi, lui vede cose che io quando ne parla così non me sogno nemmeno, ma davvero, dico, ma davvero Renzo, è il coso, lui è un creatore, è un creatore. Io vi ringrazio per averci ospitato in questa splendida location. Dottor Pozzo, ritorneremo da lei, perché così faremo vedere anche i rendering, faremo vedere i suoi progetti futuri, perché lei vuole rendere Lignano ancora più bella, e noi la ringraziamo. Grazie mille. Ecco, un amore che ci accomuna, l'amore per Lignano, perché è la spiaggia della nostra infanzia e di tutta la vita. E si vede. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Lignano Sabbiadoro per Telefilm Estate. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Eccoci qua di nuovo assieme in diretta da Lignano Sabbiadoro per una nuova puntata di Telefilm Estate. Abbiamo parlato di alcune novità riguardanti questa stagione estiva, ma abbiamo parlato anche di progetti futuri. Ne parleremo ancora, ma rimaniamo nella Lignano presente con alcune immagini che fanno riferimento ai fiori di Lignano, perché voi tutti entrate e noterete dei viali davvero ricchi di fiori, di colori, e questo è grazie anche al lavoro di diversi consiglieri comunali. Qui con me c'è Mattia Poletto, che coordina anche questo aspetto del territorio. Sì, buongiorno a tutti. Io seguo una parte ovviamente anche di quello che riguarda il settore ambiente, con una delega dell'assessore competente, e cerchiamo di valorizzare quello che è il verde e quelle che sono le caratteristiche che possono far piacere al turista che viene qui in vacanza a Lignano. Abbiamo notato che negli ultimi anni, investendo e aumentando le aiuole floreali e valorizzando quelle già esistenti, c'è stato un forte riscontro da parte dei turisti che hanno apprezzato questa cosa, quindi arrivano a Lignano in un clima molto rilassante, con verde dappertutto, con esplosione di fiori, di colori, e questo ci ha gratificato molto, e quindi continueremo su questa strada cercando appunto di valorizzare ulteriormente con nuove aiuole, con nuove creazioni floreali. Infatti nelle immagini vedete Viale dei Fiori, la nostra regista Martina Beraldo ve le sta proponendo, e altre zone di Pineta, ma non solo, anche di Sabbiadoro, ricche di fiori. Ma sicuramente vi siete accorti, magari in inverno, anche una bella illuminazione legata al Natale. Ha avuto grande successo l'illuminazione del cuore vicino al Faro Rosso. Abbiamo visto tantissimi selfie proprio in quella zona. E Mattia Poletto probabilmente sta già pensando a come installare le luci natalizie. Sì, allora l'anno scorso abbiamo comunque fatto delle grandi installazioni, e sono l'unica cosa che purtroppo l'epidemia Covid ci ha permesso di fare, e abbiamo riscontrato, nonostante ci fosse il blocco della circolazione, che quelle immagini di queste luminarie sono andate un po' ovunque, con grandissimi complimenti dalle persone che non sono riuscite fisicamente a venire a Lignano a vederle, ma le hanno viste tramite vari social, no? Quindi sicuramente continueremo su questa strada. L'anno scorso l'idea del cuore è stata proprio un lampo dell'ultimo minuto, ha avuto un successo
successo enorme. Stiamo lavorando per quest'inverno per fare delle grandi cose, sia per quanto alle luminarie, sia proprio allestimenti, e anche, se ovviamente la situazione epidemiologica ce lo permetterà, di mettere in campo una serie di manifestazioni che possono attirare a Lignano anche parecchi turisti, che siano sia della regione sia da fuori, che possono apprezzare quello che è il momento invernale, comunque collegato al Natale e alle feste. Sì, ricordiamo che c'è sempre il presepe di sabbia, no? Che porta tantissimi visitatori, però in tantissimi dicono andiamo a vedere l'albero di Natale di Lignano in piazza Fontana, quindi anche quello diventa quasi un simbolo natalizio per tanti. Sì, allora l'albero è diventato un po' un simbolo, perché negli ultimi anni abbiamo sempre cercato di cambiarlo e di offrire un albero diverso che poteva attirare delle cose. Stiamo lavorando, ma non voglio svelarvi, c'è un po' di sorprese. Comunque siamo in contatto con ditte molto importanti sul territorio italiano per fare veramente un allestimento che lasci a bocca aperta a tutti quanti, quindi vi aspettiamo sicuramente a Lignano. Quindi venite a Lignano già adesso, ma anche nel corso delle feste natalizie. Ora io ringrazio Mattia Poletto per la sua presenza, però adesso dobbiamo aprire anche un angolo dedicato alla cultura. Ci raggiungerà tra poco l'assessore alla cultura da Iuri, ma vi proponiamo ora un servizio relativo al festival Notti di mezza estate, perché proprio qualche giorno fa, lunedì, è arrivato qui Vittorio Sgarbi assieme a Don Gereti. Hanno presentato il libro di Vittorio Sgarbi, ma c'è stata proprio una serata dedicata alla cultura, all'arte e non solo. Vi proponiamo questa clip. Partiamo dallo sguardo che mette insieme Dio, arte e scienza, un trinomio che può sembrare un po' ardito mettere insieme. Ma non lo trovo così ardito, perché in fondo lo sguardo con cui si contempla, si ammira e anche si studia, oltre che a gustare, un'opera d'arte non è così dissimile dallo sguardo che più in generale, più vastamente noi rivolgiamo alla realtà. Quando noi affrontiamo il tema di Dio, arte e scienza, questo libro non parla di Caravaggio ma parla di molti altri artisti, ci poniamo il problema della incertezza di Dio per la ragione, ma della certezza dell'arte, che di Dio parla. Quindi mancherebbe l'oggetto di cui il pittore si occupa. Quindi Dio esiste o non esiste? La tesi che io ho voluto svolgere in questo libro da buon cristiano è che l'arte è la prova della esistenza di Dio. Non ho mai trovato che il grande problema in questo mondo sia la latitanza di Dio. Il grande problema in questo mondo spesso è la latitanza dell'umanità. È l'uomo che a volte non si trova. È l'uomo che a volte difetta di ragione, di cuore, di attenzione, di profondità. E non è tanto ecce Deus l'affermazione che dovrebbe farci vivere un soprassalto di gioia, quanto proprio l'affermazione ecce homo. Ecco, esistono ancora umanità belle, genuine, piene, grandi, ricche. Dio, o chi per lui, ha creato l'uomo e ha creato la donna dopo l'uomo come perfezione assoluta della natura. È altrettanto vero che la Gioconda l'ha creata Leonardo, e la Gioconda non è un quadro, è una creatura. Leonardo si pone il problema del suo rapporto con Dio. Vuole dimostrare che Dio c'è, non con la fede, ma con l'arte. L'arte cosa fa? L'arte accorcia la distanza con Dio e attribuisce all'artista ciò che è proprio di Dio, continuare la creazione. Il mondo è creato? Raffaello, Michelangelo, Leonardo, Caravaggio continuano la creazione. Quindi continuano l'opera di Dio, c'è in loro un Dio che agisce per muovere la loro mano. Allora l'arte è come la fede, è la prova che Dio esiste dentro di noi, se è vero che gli animali, gli alberi non producono null'altro che se stessi, si riproducono, ma non producono altro da sé. E cosa accade a un artista? Ti tocca un'altra componente propria di Dio, almeno in quello che noi crediamo che Dio debba avere come suoi attributi. Creare il mondo è essere eterno. L'artista si proietta verso l'eternità. Leopardi è qui oggi, qui e ora, sempre caro mi fu quest'erbo colle, non ha scritto
per il 1819, l'ha scritto per sempre. Quindi l'opera d'arte continua la creazione di Dio e attribuisce a quello che l'ha creata una sorta di immortalità. Vittorio Sgarbi e Don Alessio Geretti, ospiti a Lignano Sabbiadoro, una coppia voluta da Ada Iuri, l'assessore alla cultura, proprio nel corso di Notti di Mezz'estate. Questo è stato l'ultimo appuntamento del festival. Questo è stato l'ultimo appuntamento, un appuntamento importante, difficile, che però ha restituito grandi momenti di altissima cultura. Vittorio Sgarbi che dialoga con Don Alessio Geretti vuol dire che due titani della storia dell'arte si confrontano e condividono opere d'arte, commenti, colori e emozioni. Il festival è stato un regalo, una bellissima cosa successa a Lignano quest'estate, organizzata tra il Comune di Lignano e l'Orchestra Giovanile dei Filarmonici Friulani, in cui questi meravigliosi musicisti, sono circa 50, hanno organizzato, previsto, curato 6 appuntamenti sia musicali che chiamiamoli culturali. Abbiamo avuto ospiti Luca Mercalli, abbiamo avuto ospiti il professor Angelo Floramo con i 3 meravigliosi del Teatro Incerto, e la musica ha alternato le battute, le riflessioni nello splendido parco della chiesetta di Santa Maria del Mare, che EPS e DOF, tecnici dell'Arena Alpe Adria, hanno reso magico con delle luci blu così irreali, però davvero molto coinvolgenti. Poi insomma la chiesetta si presta anche a questo tipo di iniziative ed è sempre più, insomma, ci sono sempre più eventi in chiesetta. Io personalmente sono molto legata a questa chiesetta e so che all'interno di quel parco, in mezzo a quei vecchi pini un po' signori del posto dove si trovano, le cose vanno sempre molto bene. Forse ci sarà una energia particolare, però la chiesetta con i ragazzi, con i personaggi, con la cultura e soprattutto con la musica hanno reso questo festival davvero magico. Io spero si possa ripetere, perché i filarmonici sono eccellenza friulana davvero importante. Diversi eventi culturali quest'anno si sono tenuti all'Arena Alpe Adria, perfino il premio Hemingway, la finale del premio Hemingway, e continuano, ci sono diversi concerti, uno in particolare il 19 agosto di cui abbiamo anche la locandina, ci tenevi a ricordare. Questo concerto, questo del 19 agosto, è una cosa un po' strana, nasce da una promessa fatta a Gianna Fratta, che è direttrice d'orchestra famosissima ed è fra l'altro la moglie di Piero Pelù, una promessa fatta durante un convegno lo scorso settembre, e mette insieme una cosa straordinaria. Gianna Fratta, direttore d'orchestra, 35 archi dell'FVG Orchestra, più Dino De Palma, violinista della Scala, e Alessandro Quarta, violinista pop, premiato dal presidente Mattarella come eccellenza della musica italiana nel mondo. Non si ripeterà mai più, non è che avrà un'altra sede oppure ci sarà da un'altra parte. Questo concerto è solo per Lignano, nato a Lignano, e spero che i turisti, i visitatori, i lignanesi, ma tutti possano venire all'Arena, ingresso gratuito naturalmente, per un'emozione veramente che credo sarà straordinaria. Tieni tantissimo a questo concerto, si vede dagli occhi, si vede da come ne parli, quindi ricordiamo ai telespettatori di raggiungere il 19 agosto Lignano Sabbiadoro all'Arena Alpe Adria all'Arena Alpe Adria dalle ore 21. Il titolo del concerto è un po' una 4x4, cioè 4x4, sono le 4 stagioni di Vivaldi e le 4 stagioni di Piazzolla rielaborate, rimessate, rieseguite, proposte in maniera davvero straordinaria da grandissimi musicisti. Io ringrazio anche l'FVG Orchestra che piano piano continua in quell'abbraccio che anni fa avevamo desiderato con Lignano. Io ringrazio Ada Iuri, complimenti per tutti i progetti, noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, tra poco.
Bentornati in diretta a Telefilm Estate da Lignano Sabbiadoro. Questa è la spiaggia tropicale di Lignano Riviera, praticamente a lato della discoteca Cursor, quindi se volete venire qua questa è la zona in cui stiamo trasmettendo in diretta. Mi ha raggiunto Luca Tosolini di FVG Music Live perché dobbiamo tracciare un bilancio dei concerti. Com'è andato? Siete partiti con Emma come primo concerto in Italia dopo la pandemia, ma proseguono. Siamo più o meno a metà del guado, è arrivato anche Ferragosto, questa sera ci sarà un bel evento ma ne parlerete dopo. Noi ripartiamo fine settimana con Franco 126 ed Alfa, la settimana prossima è Subsonica e Gaia e poi stiamo ragionando per fare qualcosa di interessante a settembre, ma presto vi faremo sapere. Questo è un modo per destagionalizzare e portare magari anche turisti a fine stagione, no? Questo credo sia una cosa intelligente da fare e sfruttare l'Arena Alpe Adria perché è una location che si presta, l'avete capito? Assolutamente, l'Arena Alpe Adria sono ormai 2 anni che ci stiamo lavorando in condizioni ovviamente un po' complicate perché comunque la pandemia ha lasciato il segno, però siamo felici di lavorarci. Abbiamo avuto pochi giorni fa la bella notizia che la Regione su sollecitazione dell'amministrazione comunale di Lignano ha concesso un primo finanziamento molto importante per l'adeguamento della struttura, quindi credo che, come dicevi tu prima, l'idea di fare dei concerti anche a settembre, ottobre, novembre sarà presto, come dire, non più un sogno ma una certezza. Quindi Lignano si dimostra in assoluto la capitale friulana della musica, i grandi eventi sono stati posticipati al 2022. Però insomma ripartiremo sicuramente il prossimo anno con delle cose molto molto importanti. Quindi il progetto di questa nuova Arena Alpe Adria proprio chiusa, davvero strana anche devo dire nei rendering, molto bella, però chi è abituato a vederla nella sede attuale, insomma, come si presenta adesso, insomma, fa un po' strano, però effettivamente può essere questo l'unico modo per portare tutti gli eventi, non solo musicali, perché può essere anche eventi congressuali a Lignano Sabbiadoro. Ma assolutamente, insomma, l'idea è quella di avere un contenitore che sia sufficientemente capiente. In questo momento in Friuli Venezia Giulia non ci sono questo tipo di contenitori, quindi se Lignano per primo rispetto a tutte le altre città del Friuli Venezia Giulia saprà dotarsi di questa struttura, sicuramente avrà un futuro radioso sia per la musica, che per noi è la cosa più importante, che per assolutamente la parte congressistica, gli altri eventi, i congressi, i convegni eccetera, quindi ne vedremo sicuramente cose molto interessanti nel prossimo futuro. Green Pass, vi siete organizzati, sapevate che poteva arrivare da un momento all'altro questa normativa, vi siete preparati anche perché avete una gestione della sicurezza che riesce anche a controllare chi entra col Green Pass, insomma come sta andando anche da questo punto di vista? Ma anche lì diciamo abbiamo fatto un po' abbiamo incominciato perché il 6 agosto la data di ingresso del Green Pass in Italia è coincisa con il concerto di Fra Quintali, che fra l'altro è uno degli appuntamenti più importanti della stagione, ma con un pubblico molto molto giovane, quindi eravamo estremamente preoccupati. Devo dire che i giovani rispetto a questa cosa ci hanno dato un'ottima lezione perché sono arrivati ordinati con il loro Green Pass senza nessun tipo di protesta né di problemi. Siccome per noi è importante creare un posto per fare degli eventi in sicurezza, il Green Pass è uno strumento per essere ancora più in sicurezza e anche, come dire, per dare tranquillità al pubblico che sono i nostri clienti, e quindi benvenga anche al Green Pass. Qualche piccolo disagio, noi siamo, come dire, dopo 2 anni così, qualche piccola difficoltà in più noi la sopportiamo volentieri se questo è un primo passo per incominciare a riaprire per il futuro. Sicuramente, insomma non avete trovato difficoltà, eravate già pronti a questa evenienza, però i giovani effettivamente hanno risposto bene. La sorpresa devo dire, è una bella lezione che abbiamo ricevuto anche dal pubblico più giovane, perché il pubblico Fra Quintale era un pubblico tra i 16, 24 e 25 anni. Eravamo più preoccupati di loro ci hanno dimostrato che si può fare, se si deve fare si fa, se questo è il modo per ripartire ben venga anche il Green Pass. I telespettatori sicuramente saranno curiosi nel capire anche quando ritorneranno i grandi eventi, vedi Vasco Rossi, vedi Tiziano Ferro, insomma i grandi nomi della musica che sono arrivati anche qui a Lignano Sabbiadoro. Gli artisti come stanno vivendo questo momento? Si stanno preparando per il 2022? Allora, il 2022, tra l'altro noi abbiamo già annunciato la data di Cesare Cremonini e presto verranno annunciati altri grossi eventi, quindi il 2022 sarà l'anno della ripartenza, sarà un anno incredibile con
con 1000 eventi Lignano sarà assolutamente la protagonista del Friuli Venezia Giulia. Purtroppo non possiamo ancora annunciare alcuni nomi, ma stiamo lavorando su delle cose molto importanti che spero presto potremo condividere insieme a voi. Anche i grandi artisti hanno bisogno di ritornare a contatto col pubblico, immagino. Ma credo che tutti abbiamo bisogno di ritornare a una situazione di normalità, sia per, come dire, sia per noi, per il lavoro, per tutta la gente che lavora attorno, perché bisogna anche ricordarci che dietro ai grandi concerti c'è un mondo di persone, di lavoratori che vivono di questo, di professionisti che per 2 anni hanno tirato, come dire, la cinghia e si sono adattati ad altro, ma ora bisogna che ricominciamo tutti noi a lavorare in modo normale. Da questo punto di vista, anche a livello economico, la scorsa estate credo sia stata difficile. Questa riuscite a recuperare qualcosa? Ma insomma, a noi non piace lamentarci, la cosa importante è che abbiamo ripreso a lavorare. Devo dire un grazie all'amministrazione comunale di Lignano, un grazie importante alla regione Friuli Venezia Giulia che ha dimostrato un'attenzione, come dire, che non era scontata nei confronti del nostro settore. Quindi, come dire, a noi va bene così, guardiamo al futuro e speriamo di poter ricominciare. Quindi venite all'Arena Alpe Adria per gustarvi i grandi eventi nei prossimi anni, ma ci sono altri concerti prossimamente. Già questa sera arriverà Renato Pontoni a breve, parleremo dell'evento di questa sera. Grazie Luca, in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo, a presto. Adesso andiamo a vedere un'altra novità, targata Lignano Sabbiadoro, proprio qualche settimana fa è stato inaugurato ed era presente anche la cantante Elisa Toffoli, proprio per rimanere in tema musicale. Perché? Perché lei è una grande appassionata di skate, lei e i suoi figli, e hanno raggiunto Lignano Sabbiadoro, la zona del Lab Park, per l'inaugurazione del nuovo skate park. Allora andiamo a vederlo nel servizio. Il nuovo skate park di Lignano Sabbiadoro è una struttura innovativa che permette di eseguire evoluzioni su delle rampe a tutti gli appassionati e sportivi amanti di questa disciplina. La piastra, ovvero l'intera zona percorribile in skate, è di una dimensione di 25 x 50 metri, rendendo la struttura di skateboarding una delle più importanti a livello nazionale. L'impianto è stato attrezzato con elementi e strutture riconoscibili dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici certificati ed omologati. Lo skatepark rientra all'interno della più ampia riqualificazione dell'area di Piazzale Roma, che ha visto negli anni la completa ristrutturazione dell'ex impianto base, divenuto l'attuale Hub Park e centro di aggregazione giovanile polifunzionale inaugurato nel 2016. Sono stati inoltre completamente riqualificati 2 campetti di calcio a 5, per i quali si è utilizzato un rivestimento colorato a base di resina acrilica per un importo pari a 30.000 euro. Le risorse totali impegnate negli anni per l'intera area di Piazzale Roma sono state di 1 milione di euro complessivi, cifra che include anche il rifacimento delle viabilità distanti. E questi erano i nuovi campetti di calcio a 5, un'altra novità di del comune di Lignano Sabbiadoro, Lignano che è sempre più capitale dello sport. Il Pordenone Calcio gioca allo stadio Tegil di Lignano, infatti è stata sottoscritta una convenzione, ma non solo, anche con il volley, insomma è sempre più sportiva Lignano. Assolutamente, noi siamo bravi, diciamo, a intercettare le opportunità, e quando insomma, il Pordenone aveva la necessità di disputare il campionato di Serie B, noi ci siamo immediatamente offerti, dopo la Regione ci ha anche sostenuto, abbiamo adeguato lo stadio agli standard della Serie B e oggi il Pordenone è di casa a Lignano. E per noi è un grande orgoglio. Adesso speriamo anche che le partite possano essere disputate a porte aperte con la presenza di pubblico, perché anche questo è un elemento che a mio avviso va verso un processo di destagionalizzazione o di prolungamento della stagione turistica, potendo far vivere anche tutte le attività economiche del nostro territorio, e così anche la possibilità di ospitare nella nostra palestra comunale il campionato di volley di A2 con il volley Talmassons, che penso sia un'altra eccellenza del nostro territorio, e quindi abbiamo siglato immediatamente anche con loro una convenzione, e anche questo penso che è un ulteriore elemento, un ulteriore tassello nel processo di destagionalizzazione. E inoltre abbiamo inaugurato di recente anche il nuovo impianto di skate park, che è stato inaugurato anche alla presenza così di un ospite speciale, che è stata Elisa, la cantante Elisa, che tra l'altro non sapevo fosse una skater, ma suo figlio ha disputato poi anche nel campionato internazionale che si è tenuto a
a pochi giorni dalla data di inaugurazione dello skate park, un impianto fortemente voluto dalla mia amministrazione e in particolare anche dal vice sindaco e assessore allo sport Alessandro Barosa, perché penso che sia rivolto principalmente alla nostra comunità e a tutti coloro che hanno anche scoperto tra i più piccoli questo tipo di disciplina sportiva, che è diventata peraltro anche disciplina olimpica di recente. Quindi anche là un intervento molto importante di riqualificazione che ha chiuso a un quadro economico di 400.000 euro e che dota Lignano di un nuovo punto di eccellenza per questa disciplina appunto sportiva e anche come punto di riferimento e modello per la comunità, perché è inserito all'interno del Lab Park, dove vi è anche il centro giovani, vi sono dei campi da calcetto, vi sono altre strutture di carattere sportivo molto frequentate dalla nostra comunità dei residenti. Non solo, anche in spiaggia, perché lo scorso weekend si sono disputati i campionati di beach soccer e anche lì c'è una novità, perché per 3 anni a Lignano ospiterà le finali. Assolutamente, anche lì c'è stata la volontà di siglare un convenzionamento con la Lega, insomma, e quindi penso che sia veramente molto importante, perché insieme al meeting internazionale di atletica allo stadio, insieme al nuoto che viene disputato all'interno dell'impianto di Bell'Italia e a tutti i giochi anche paralimpici nei confronti appunto dei disabili, perché abbiamo degli impianti che sono usufruibili anche dalle persone con disabilità, io penso che proprio Lignano possa essere sicuramente un modello all'interno della nostra regione per lo sport di tutte le discipline. Infatti si può fare sport individuale anche in alcune zone di Lignano, mi viene in mente il parco Hemingway, la spiaggia, altri parchi che hanno allestito, adesso io non vorrei sbagliare, il sindaco mi aiuterà, calisthenics? Esatto, delle strutture di calisthenics sono delle strutture ginniche, diciamo, che permettono appunto di fare sport all'aria aperta, che sono veramente molto frequentate. Infatti gli ultimi impianti li abbiamo voluti, uno lungo il lungo Laguna Trento e l'altro all'interno della spiaggia, no? In una spiaggia libera a Sabbiadoro, ma come giustamente ricordava ci sono anche all'interno del parco Hemingway e del Lab Park, quindi dislocati in punti nevralgici del territorio e che sono veramente molto frequentati, soprattutto da giovani che hanno eletto, no, a loro principale disciplina questo tipo di sport, che tra l'altro anche è in grado di sviluppare un fisico prestante, quindi veramente ecco, penso che sia un ulteriore elemento che arricchisce la nostra offerta turistica, perché sono di libero utilizzo e sono tra l'altro molto richiesti, e altre località, devo dire, balneari non sono così dotate, ecco, di impianti di libera fruizione, ed è per questo penso che anche ci sia stata la nostra volontà nell'arricchire il nostro contesto anche attraverso queste attrezzature. Attrezzature di cui avevamo le foto, spero che la regista Martina Beraldo le abbia mandate in onda, perché così anche la gente a casa si rende conto di cosa stiamo parlando. Abbiamo parlato prima di musica con Luca Tosolini di FV Music Like e lui ha annunciato anche la novità dell'Arena Alpeadria, di questa riqualificazione. Lui ci tiene tantissimo, perché così diventerà capitale, Lignano diventerà capitale della musica anche in inverno. Sì, questo è, diciamo, l'obiettivo, la mission. Noi abbiamo lavorato gomito a gomito per più di un anno con la Regione per veicolare questo tipo di progettualità che il Comune non era in grado di sostenere esclusivamente con risorse proprie, ma aveva la necessità di un'integrazione, di un supporto da parte della Regione, e la Regione aveva chiesto che fosse elaborato un progetto che avesse un respiro sovracomunale. Io penso che la copertura e l'ampliamento dell'Arena Alpeadria, in particolare con un raddoppio della capienza, con la realizzazione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento, possa essere una struttura che possa puntare non solo all'interno della Regione ma anche al di fuori dei confini regionali a diventare punto di riferimento dei concerti, degli spettacoli, dell'intrattenimento non solo estivo ma anche invernale, perché c'è la necessità
dico, per chi è all'interno di questo mondo, no, di avere ovviamente degli spazi per poter permettere di esibire gli artisti anche durante i tour invernali. Però è chiaro che un certo spettacolo si sostiene se ha anche un certo numero di posti a sedere, quindi l'Arena in queste condizioni non garantiva di avere determinati artisti, anche molto riconosciuti, sul piano nazionale ed internazionale, proprio per un problema di capienza oltre che di copertura. Grazie al sindaco Luca Fanotto, noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo a parlare di musica perché ci ha raggiunto Renato Pontoni, parleremo della serata di questa sera all'Arena Alpe Adria, tra poco. Telefilo Estate, la musica protagonista, ci ha raggiunto Renato Pontoni con questo bellissimo cappellino del Cechedaccio, perché questa sera ritorna un grande evento a Lignano Sabbiadoro all'Arena Alpe Adria. Parlamene tu. Però attenzione, buongiorno intanto, non è il Cechedaccio classico quello che si balla, perché quest'anno, come sapete, in tutta Italia non si può ballare. Noi abbiamo questo progetto che è nato nel 2018, che è l'Orchestra Sinfonica del Cechedaccio, cioè 30 musicisti che interpretano i successi degli anni 70-80 e questa sera all'Arena Alpe Adria, con inizio alle 21:30, ma alla cassa è già aperto dalle 19:30, quindi chi vuol venire può già andare a comprarsi il biglietto lì, c'è ancora qualche posto, e assisterete a uno spettacolo veramente di alto livello, perché questa produzione, che ha già fatto 2 esauriti a Giovanni Daudi nel 2018-2019, per la prima volta viene a Lignano, e grazie alle autorità, al sindaco in primis che mi ha preceduto, possiamo esibirci in un'arena che con un meraviglioso tempo, come uno dice in friulano, mio sudà che tossi, perché fa molto caldo, però stasera crediamo che sia un po' più fresco. Ricordiamo gli interpreti, chi ci sarà? Beh, gli interpreti, i musicisti intendi, no? I musicisti sono 30 musicisti, le canzoni più famose degli anni 70-80 vado dagli ABBA agli Earth, Wind and Fire, al Kool and the Gang, alle cose più tradizionali, soul, pop e dance, ma anche il rock, i Queen ad esempio. Dopo magari se vuoi ti dico tutta la scaletta, ma è una situazione veramente che si interseca con una serie di suoni, di voci e di effetti speciali a cui veramente non si può mancare. Questo è un progetto che avevi già portato a Udine e ha avuto grande successo, appunto all'epoca si poteva ballare, si sono tutti scatenati, era un momento di grande gioia e festa. Stasera si vivrà in un altro modo, però insomma la musica davvero fa festa da solo, senza ballare. La musica è sempre festa, questa musica è la più bella musica che abbiano inventato, anche gli anni 60 per la verità, ma questa 70-80 è proprio il top, e quindi noi la riproponiamo con le canzoni più famose. Non si può ballare, però si può stare seduti, si può ballare sul posto, muovendo le gambe e le braccia, e poi succederà qualcosa nel finale della serata. Presenta Martina Riva, che è una bravissima presentatrice, il direttore d'orchestra è Denis Feletto, uno che con me ha fatto diverse produzioni, tra cui ha diretto anche Tony Hadley degli Spandau Ballet, un Friuli Dog di diversi anni fa, e quindi siamo molto, molto gasati per questo. Senti, Green Pass, prima abbiamo parlato con Luca Tosolini e mi ha detto che comunque hanno avuto un'ottima risposta dei giovani, i giovani si sono vaccinati, si sono presentati col Green Pass, certo è che un po' di difficoltà probabilmente le avete riscontrate voi. No, noi abbiamo riscontrato veramente molte difficoltà, al di là di quello che può aver detto Luca, perché il nostro pubblico che va dai 30 ai 60 anni ha più difficoltà, e allora poi c'è anche la parte che non vuole vaccinarsi, no? Tra le cose, e noi abbiamo avuto difficoltà perché abbiamo avuto anche qualche smentita oggi, e tanta gente che non ha ancora capito, perché se controllano o non controllano, c'è il documento, ma c'è solo il Green Pass, ma c'è il tampone, ma qualcuno magari ha delle patologie che non può farlo, quindi c'è una serie di incongruenze in questo nuovo sistema adottato dal governo. In questo momento non è niente chiaro, anzi è tutto un caos, speriamo che vada tutto bene. Tanto venite all'Arena Alpe Adria e insomma questa sera chi può, chi ha il Green Pass venga, perché io ci andrò e vi farò capire com'è andata la serata. Grazie Renato Pontoni per essere stato in nostra compagnia. Noi ora vediamo una clip che fa riferimento a un artista giovane cantante di Lignano Sabbiadoro dal grande talento, che ci presenta questo singolo, un video che vedrete tra poco, realizzato quasi interamente a Lignano Sabbiadoro. Vedete, guardate questa anticipazione e poi ne parliamo.
Qualcuno di voi avrà riconosciuto Roberta Natalini nel video che avete visto adesso, è stata già nostra ospite più volte a Telefriuli cantando con i Paper Rose, ma adesso insomma è riuscita a realizzare questo singolo che già io ascoltandolo più volte mi è rimasto in testa, vuol dire che è davvero bello. Ma intanto ti ringrazio Alexis per essere qui e mi fa piacere che il singolo ti sia piaciuto e ti rimanga in testa perché è importantissimo. E cosa vuoi che ti racconti un po'? Mi devi raccontare come nasce questa canzone e perché hai voluto realizzare proprio anche gran parte di Lignano Sabbiadoro. Infatti abbiamo visto nel video diverse zone di Lignano. Allora, il singolo nasce mentre io ero a Boston, perché io frequento Berklee College of Music a Boston, che è un'università di musica, ed è nato in un periodo della mia vita un po' di crisi, poiché non ero sicura di intraprendere la musica come il mio percorso di vita. E quindi anche scrivendo questa canzone racconto appunto questa crisi che io ho avuto e che però dalla quale sono uscita e sono riuscita a capire che la musica è quello che volevo fare e assolutamente il video è stato realizzato tra l'altro da due ragazzi friulani molto giovani che saluto, Pietro Rizzato e Fabrizio Manias, e è stato girato gran parte a Lignano, sì, il finale è tutto Lignano. Senti, ma le parole, proprio il tema della canzone è stato scritto tutto da te o hai avuto proprio uno staff dietro che ti ha dato una mano? Allora, la canzone è stata scritta interamente da me, testo e musica, poi però sono stata affiancata da dei grandi professionisti, Andrea Fontana e Gianluca Ballarin, per la produzione del pezzo e l'arrangiamento, quindi sicuramente si sente l'imprinting dei musicisti che hanno molta esperienza. Come ti sta sembrando questo primo impatto da quando è uscito su YouTube? Qual è stata poi la risposta della gente? Allora, sono stata molto felice di come è andato il singolo perché ho ricevuto tanti complimenti, ma più che altro messaggi da persone anche per le quali non mi aspetto, no? Perché i parenti, gli amici sono un po' di parte, ma anche da persone dalle quali non mi sono aspettata ho ricevuto tanto amore, tanti bei messaggi, perché alla fine la canzone parla, no? Di qualcosa in cui tanta gente non ci può rispecchiare, ecco. Quindi diciamo che anche la sofferenza riesci a superarla in qualche modo con la musica, col canto, scrivendo canzoni? Beh, sicuramente sì, è una valvola di sfogo e ti aiuta a metabolizzare cosa succede nella tua vita, scrivere, no? È come se fissi un momento nella carta o nella musica in questo caso e poi ci ritorni cantandolo o suonandolo e aiuta sicuramente. Adesso tu ripartirai per Boston, immagino, però Lignano rimane sempre nel tuo cuore e infatti già il fatto che nel video ci sia una parte di Lignano vuol dire che ne sei molto legata. Progetti futuri dopo questo singolo? Continuare a studiare, magari a progettare altri video e altre canzoni? Sì, il mio progetto futuro più grande diciamo è laurearmi questo maggio, sempre a Boston lì dove studio, e sicuramente continuare a scrivere la mia musica e a proseguire nel mio percorso musicale. Grazie Roberta Natalini, complimenti per il suo nuovo singolo, grazie a Francesco Snidero che è stato qui con me al caldo in spiaggia a Lignano Sabbiadoro, grazie a Martina Beraldo, Chiara Miscoria in regia a Tavagnacco, grazie a voi per l'attenzione, buon Ferragosto, venite a fare le vostre vacanze a Lignano Sabbiadoro, buona serata, ciao! That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Questa trasmissione è stata offerta da Hotel Ristorante Pizzeria Corallo.